Un sabato senza volontari, senza visitatori, senza adozioni per il canile sanitario di Pove del Grappa, stoppato da una burocrazia implacabile, targata Green Pass, che affonda le proprie radici nel caos normativo di questi giorni. Ecco che cos'è successo. Alla struttura è stato comunicato che, essendo il canile una struttura sanitaria, vengono applicate le stesse regole che valgono per gli ospedali e per la sanità veneta in generale. Per questo motivo i volontari e chiunque lavora nella struttura di Pove deve essere munito di Green Pass con vaccino, dato che non viene ritenuto sufficiente quello da tampone. Il numero dei volontari con il Green Pass vaccinale era inferiore al numero minimo di operatori che possono gestire la struttura e quindi il canile è rimasto chiuso. Gli operatori hanno anche incontrato il sindaco di Pove, Francesco Dal Monte, che si è adoperato per trovare una soluzione. Si spera nei prossimi giorni di poter risolvere il problema, ma questo sabato i cani, pur se nutriti e accuditi, non sono usciti dagli stalli e non c'è stato modo di potergli far fare due passi, una corsa, una coccola, come meritano anche queste bestiole in attesa di adozione.